Ben ritrovati dal Palamalfatti di Rieti, turno infrasettimanale della 27esima giornata della Serie A, quinto e derby tra Roma ed Eco City Genzano, un derby che vi racconteremo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Arriva adesso il fischio d'inizio al Palamalfatti, è iniziato il derby Roma-Eco City. Emiliano Castaldo. Taborda dentro da Barra, anticipo secco di Avellino che trova Rodolfo Fortino, è ancora lì Stefano Mammarella con i piedi. 12 minuti 27 secondi di un primo tempo che sta correndo via velocemente qui al Palamalfatti. Micheletto calcia Sarmiento a mani aperte, di un duello, lo abbiamo detto, stupendo, quello tra Pablo Taborda e Rodolfo Fortino. E intanto Avellino offre dentro il pallone a Ricardinho che lo spinge in porta, e a 8 minuti 11 secondi dalla fine del primo tempo la Roma la sblocca con Ricardinho. Dicevamo di una partita che era iniziata a ritmo altissimo. La Roma aveva avuto un paio di chance, un paio di potenziali anche per l'Eco City, poi è arrivato il gol di Ricardinho e da lì non più tantissime occasioni. Intanto Avellino scodella, Fortino al volo, poteva uscirci l'Eurogol. Lui classe 2007. Stiamo vedendo tanti giovani in campo questa sera al Palamalfatti. Buono sviluppo dell'Eco City. Taborda calcia col sinistro e Sarmiento. E si parte con gli ultimi 20 di questa partita. Ancora Taborda, prova ad arrivare col sinistro e spacca la traversa. Cosa stava per fare Pablo Taborda? Ancora per Pablo Taborda, dentro da Federico Barra, un paio di sterzate di Taborda, alla fine Ciccarelli col break, 2 contro 1, pallone per Cutruneo, esce Mammarella, ancora strepitoso a dire di no a Cutruneo, che poi prova a toccarla dentro per Ciccarelli e Mammarella fa un'altra paratona. È il momento di Stefano Mammarella. Era stato bravo qui Leonardo Micheletto con il destro, che non è il suo piede naturale, aveva comunque centrato lo specchio della porta. Ricardinho, Mammarella, ancora una volta Stefano Mammarella sul diagonale di Ricardinho, che rimane nella metà campo difensiva della Roma. Micheletto va dentro da Castaldo e Fionchetti è provvidenziale. Taborda, Micheletto bravo a dare una linea di passaggio a Taborda, è bravo anche a restituirgli il pallone. Taborda calcia, Fionchetti in spaccata per i ragazzi di Di Fazio, che in questo secondo tempo hanno creato diverse occasioni per provare ad impattare questa partita che resta comunque vivissima a 7:20 dalla fine. Fortino la lascia lì per Avellino, dentro per Cutruneo e la Roma cestina la chance del 2-0. Federico Barra cerca la giocata, Avellino lo chiude, Michele, poi Mammarella deve fare l'ennesimo capolavoro di questa serata. Micheletto, Taborda, ultimo secondo, Taborda prova ad andare sul secondo palo, ma vince la Roma e lo fa per 1-0